C'è una canzone che ha accompagnato ovviamente le note felici di un'esperienza da non dimenticare, ma nemmeno da incorniciare, perché ce ne aspettiamo tante altre di seguito. Presidente, a lei la parola. Questa cornice di pubblico ci induce a speranze più che rosee per il futuro. Io ho avuto modo di dirlo all'inizio, io mi auguro che questo sia il primo gradino di una lunga scala che vogliamo percorrere insieme a tutti voi. Abbiamo detto che la Nuorese è una nave con delle grandi vele, il vento sono i tifosi e speriamo che il vento ci porti lontano dal porto della Serie D dove siamo approdati adesso per arrivare a un porto più lontano, più difficile da raggiungere, ma che insieme a voi speriamo di raggiungere. Grazie. Tutto è possibile quando ci sono dei buoni motivi. Noi le consegniamo per mano del piccolo Antonio Sanna questa targa, che altro non è che un altro attestato d'amore, d'affetto di questa città per voi che l'avete insomma portata alla ribalta dei cuori di tutti. Quindi evviva l'Unione Sportiva Nuorese. Che ne dici Gigi? C'è una canzone che partiva dall'idea di un sogno e che è diventata una felice realtà. Ed è una sorta di inno, se vogliamo, è sicuramente una canzone che accompagna tanti momenti, anche i dirigenti la cantano insieme e l'applauso, no certo, qua ci vuole l'applauso più bello di tutta la serata, proprio immenso, immenso. Allora Gigi, cantiamo questa canzone. Quando vogliamo, dai, tutti insieme. Prime giornate ai botteghini, le tessere vendute dagli amici, tifosi anziani insieme ai ragazzini, sostengono la squadra fuori casa, i dirigenti stringono le mani, la folla non contiene più le urla nel dare il benvenuto a Coveani che annuncia la squadra verde azzurra. Nuorese, Nuorese vincerà.